Pronti? 1, 2, 3. Considerato valido il terzo tentativo con la velocità di Today Winner Font che prova a rientrare a Tommy al largo Amos Rab. Così Today Winner Font ha preso la testa nei confronti di Tommy, alla corda è filtrato bene Bugea Pax. Numero al 2 largo Athos Amos dei Rab, Veltri, terza pariglia esterna squalificato. per Zico, partito bene dalla seconda fila, poi in corda Axel Nib che precede Avica Chuck SM, terza pariglia proprio per Zico che è avanti a Boys Going In. Se ne vanno 400 metri di corsa con Today Winner Font e Tommy, uno accanto all'altro, 32 per il primo quarto di gara. All'avanguardia Today Winner Font, come spesso accade, a tirare ardentemente nelle mani del proprio interprete. Di fuori Tommy, in corda Bugea Pax, 600 in 48,8. Si approccia alla retta opposta alle tribune con il gruppo disposto per pariglie che va a chiudere i primi 800 metri di corsa in 1, 4 e 7. Piegata di sinistra, Today Winner Font in vantaggio, Bugea Pax secondo in corda, di fuori Tommy con in scia sempre Amos Rab, quindi Axel Nib, poi Zico. Dopo 1 chilometro in 1,27 muove Amos Rab perché Tommy non gradisce particolarmente il percorso esterno e inizia a calare. Sposta da secondo in corda anche Bugea Pax che anticipa Amos Rab e cerca di andare su Today Winner Font, il quale passa a 1.200 in 1,35,7, frazione in 15 sotto alle tribune, segno che si accelera. Un Bugea Pax che pungola Today Winner Font, il quale continua per il momento ad andare di gas. Poi Amos Rab, quindi Zico e Boys Going In, la piegata in 15,4, con i più attesi che iniziano ad entrare uno in azione. Zico che muove trascinandosi Boys Going In, si muove bene ancora anche Avica Chuck SM. Intanto Bugea Pax ora fa sul serio, a 400 dal palo va a coprire completamente Today Winner Font, una frazione sotto il 14 per la retta di là. È in evidenza ancora Today Winner Font, Bugea Pax che ci prova al largo, Zico in terza ruota, scatta in mezzo alla pista, Boys Going In, lungo la corda bene Avica Chuck SM che infila l'open stretch, in vantaggio Today Winner Font, Avica Chuck che va di dentro, al largo di tutti Boys Going In, insieme a Zico, Zico e Boys Going In che vanno sulla testa, Zico in vantaggio, Zico che viene a vincere nei confronti di Boys Going In e Avica Chuck SM. 2.36.1, 1.18.3 ragguaglio cronometrico, la vittoria di Zico. Otello Zorzetto per Andrea Vitagliano, i colori della scuderia El Ra. Il successo per l'allievo di Andrea Vitagliano, Otello Zorzetto in Salchi. Viene a vincere questa finale del trofeo Gentleman for Life. Vittoria in bello stile per Zico che scatta a centropista nei metri finali e si impone nei confronti di Boys Going In e di Avica Chuck SM. La vittoria di Zico, Otello Zorzetto.